È arrivato il momento di fare chiarezza con onestà intellettuale e spirito costruttivo. Non mi sono mai sottratto al confronto e non lo farò adesso. La mia presenza e il mio ascolto, fin dai primi passi dell'area progressista, sono la testimonianza di una volontà precisa di esserci e di dare il mio contributo. Agrigento è una città politicamente complessa, specie per le forze progressiste, dove l'astensionismo è altissimo e il centrodestra rappresenta un sistema di potere radicato e strutturato. In questo contesto il circolo cittadino del PD ha svolto un lavoro importante per tenere accesa la luce sui temi e programmi, ma questo da solo non basta, lo dice in una nota Giovanna Iacono, deputata del Partito Democratico a Roma. Non è il tempo delle polemiche, continua la parlamentare agrigentina Iacono, specie se caratterizzate da un'insopportabile autoreferenzialità che hanno l'unico effetto di allontanare e tenere distanti tantissimi militanti ed elettori, anche potenziali, stanchi di mesi di malevolo chiacchiericcio social contro il partito e i suoi gruppi dirigenti. Per questo motivo, afferma Iacono, non è inutile rimarcare errori, responsabilità che hanno prodotto tutto questo. È invece necessario archiviare immediatamente questa fase, superando metodi e riuscendo a guardare avanti. Agrigento è il capoluogo della nostra provincia, non stiamo parlando di una partita di serie minore. Le imminenti elezioni amministrative rappresentano una sfida cruciale per la dignità della città, con ricadute sugli equilibri politici dell'intera isola per la costruzione del campo largo di centro-sinistra. Dentro questa impostazione, il Partito Democratico, dal livello regionale a quello nazionale, deve sentirsi coinvolto e partecipe nelle scelte, aggiunge la parlamentare del PD Iacono. Abbiamo una responsabilità enorme verso le agrigentine e gli agrigentini. Non possiamo sbagliare, non possiamo offrire spettacoli indecorosi, dobbiamo essere all'altezza della storia del nostro partito e dell'importanza della città di Agrigento. Un PD diviso e litigioso è il più grande regalo che possiamo fare alle destre. Basta polemiche interne, basta comunicati stampa maliziosi, sono regali agli avversari che ringraziano e si compattano. Abbiamo il dovere morale, afferma la Iacono, di rimettere al centro la politica, la visione del futuro e i programmi per costruirla e di farlo tutte e tutti insieme. Per questo motivo ritengo che serve un approccio pragmatico, oltre che politico, sui vari fronti. Il punto fermo è la costruzione di una lista del Partito Democratica forte e competitiva. Su questo sono stata sempre chiara e sono certa di non essere sola. Non ho dubbi infatti che in questo sforzo cruciale avremo il contributo determinante e convinto di chi ha importanti responsabilità istituzionali del partito. Non possiamo permetterci di consegnare la città alla destra per il gusto di una battaglia di testimonianza. E quindi basta rinvii. È stata già programmata una riunione della segreteria regionale, un tavolo di lavoro vero, politico e pragmatico, nella quale si guardi in faccia la realtà delle cose e si costruisca l'alternativa migliore possibile, conclude la parlamentare del PD Giovanna Iacono.